Napoli 14, forti chiari per questa centrale. Forti chiari anche per noi. Esatto, all'Arma dei Carabinieri in questo periodo di festività aumenta la presenza sul territorio di personale e di pattuglie per contrastare il fenomeno dei reati predatori, in particolar modo per i furti e i furti in abitazione. I servizi attuati sia dal comando provinciale si integrano, oltre a utilizzare personale proprio dipendente, è stato integrato con personale dei reparti mobili della squadra di intervento operativo che ci ha supportato e ci supporterà in questo periodo particolare. Ecco, nel periodo delle feste appunto aumentano questi tipi di reati. Quali sono i consigli che voi dell'Arma vi sentite di dare ai cittadini per cercare di prevenirli? Beh, come sempre, prima di tutto, se si esce da casa anche per pochi minuti o per l'intera giornata, di chiudere bene qualsiasi accesso all'abitazione. In particolar modo se siamo in un condominio, di chiudere bene le porte d'accesso dei vialetti o di case singole, di chiudere bene il portone, di accertarsi che le proprie finestre, porte siano a posto, che non abbiano delle rotture e quant'altro per facilitare l'accesso. In particolar modo anche di lasciare sempre delle luci accese o di potersi procurare, che sono di facile vendita, dei timer che possono accendersi a determinati orari. Mi preme sottolineare anche un aspetto importante, quello di non divulgare facilmente la mancanza nelle proprie abitazioni, di non comunicare, specialmente sui social, una prolungata assenza della propria abitazione. Fare attenzione all'uscita di casa, di qualsiasi cosa di sospetto o che non è nella normalità, di chiamare il nostro numero di emergenza, il 112, dove ci sono i nostri operatori che potranno consigliare per qualsiasi richiesta o per qualsiasi dubbio il da farsi. Ecco, prima abbiamo visto un vostro pattugliamento, come funziona questo dispositivo? Beh, il dispositivo finalizzato a questo periodo qua sicuramente sarà attuato anche nei prossimi giorni e per le prossime festività con le stesse identiche modalità. Saranno effettuati molti controlli sul territorio, in particolare in centri abitati, sulle arterie principali e anche nelle 2 zone collinari dove ci sono delle abitazioni abbastanza isolate, dove probabilmente sono molto soggette a questi reati qua particolari. Ecco, essere carabinieri significa mettere la sicurezza dei cittadini al primo posto, a volte anche, come può accadere in giornate festive, sacrificando la propria famiglia. Cosa vi spinge a fare questo? Per me è abbastanza facile rispondere perché io sono nato con la divisa, mio padre era anche dei carabinieri e quindi io la mia infanzia l'ho vissuta nelle caserme, anche le festività di Natale le ho vissute. Però al di là di questo, che è una cosa in linea generale, io penso che è uno stile di vita, è una voglia, cioè proprio è un modo di vivere in questo modo qua, di essere a servizio del cittadino, di far fronte alle sue esigenze e alle sue aspettative per quello che possiamo dare. Vorrei anche sottolineare, proprio perché prima la famiglia fa parte integrante di noi, quindi il loro supporto ci dà la possibilità di affrontare il nostro lavoro e anche questi momenti particolari, quindi ritengo che grazie alla nostra famiglia diamo il massimo sul nostro servizio e possiamo dire che fanno parte della grande famiglia dell'Arma. Vorrei augurare da parte dell'Arma un sereno Natale a tutti e un felice anno nuovo.